Vedo temporali, ma non vedono anche le nuvole. Semplicemente, e secondo me anche giustamente, l'assessore Scocimara ha fatto fare un approfondimento e che sta avvenendo in questo periodo per capire le necessità di tutte le fonti alternative che potranno alimentare da qui al futuro i mezzi di trasporto, capire la sostenibilità economica, capire tutta la sperimentazione che si possa fare nell'avviamento e quindi un supporto pubblico su questo. Non è assolutamente un'alternativa o concorrenza alla distribuzione di carburanti tradizionale che rimane ovviamente in mano al privato, ma l'ha chiarito lo stesso assessore, l'ho chiarito io nelle giornate precedenti rispetto alle informazioni uscite, quindi Su questi malumori in seno alla maggioranza? ma no, la maggioranza semplicemente ha espresso legittimamente le proprie opinioni, ma non sono malumori. Io sono contento però di una cosa, che quando in Friuli Venezia Giulia qualcuno della maggioranza dice qualcosa che non è perfettamente identico a quello che ha detto l'altro, sembrano malumori. Se guardiamo in realtà ci sono scontri perenni che altro che malumori, quindi vuol dire che noi siamo una maggioranza solida e unita e quando ci sono anche queste effimere differenze sembra che ci siano dei problemi, ma ovviamente così non è.